Lunedì 7 aprile 2014, il buonasera firmato Daniele Amadasi. Adriano Ancona. Con la puntata serale di Calcio Parlando dedicata alle vicende del massimo campionato italiano, che questa sera sta già visto chiudersi praticamente con il penultimo posticipo allo Juventus Stadium. La formazione di Antonio Conte ha superato per 2-0 il Livorno. In questo momento invece sono in campo a Marassi, Genoa e Milan. Puntata numero 368, Adriano, che andiamo a vivere attraverso il resoconto di una giornata, abbiamo detto, numero 32 della massima serie, articolata in 3 giorni. Si è partito sabato con 2 anticipi: la vittoria del Verona nel derby di Chievo contro l'Hellas e poi l'incredibile pareggio interno dell'Inter 2-2 contro il Bologna, proseguito ieri con l'ennesima vittoria di una Roma che continua a credere nello scudetto, in serata con la sconfitta del Napoli in quel di Parma. E questa sera, l'abbiamo detto, 2 posticipi, uno già disputato, Juventus Livorno 2-0, poi andremo un po' a raccontare, rivivere quanto è successo allo Stadium, e adesso il live di Genoa Milan. Il risultato 0-0 per quel che riguarda il posticipo di Marassi, con il seguito a questo 2-0 da parte della Juventus, la doppietta di Fernando Llorente. Il Milan per il momento bloccato sul pari, ma si gioca soltanto da 7 minuti e 12 secondi. Rossonero in campo con Abbiati, Bonera, Rami, Mexes, Constant, Montolivo, De Jong, Honda, Kakà, Tarabt e Pazzini. Questa è la novità, perché non c'è Mario Balotelli dal primo minuto. Il Genoa che risponde con un 3-4-3: Perin, Marchese, De Maio, Burdisso, Antonelli, Sturaro, Bertolacci, Motta, Sculli, Gilardino e Fetfazidis. Il posticipo, dunque l'ultimo, la chiusura di questa 32esima giornata, che appunto nel Monday Night ha visto la Juventus aprire battendo il Livorno per 2-0, una sorta di testa-coda, visto che si trattava della prima contro la terzultima in classifica. Prima di andare a parlarne più nel dettaglio, abbiamo già le parole di Giorgio Chiellini nel post partita, perché ha detto che un passo falso era fisiologico, abbiamo reagito bene, siamo stati bravi, ma in questo mese e mezzo sono passato dallo star fermo a giocare ogni 3 giorni, quindi parla anche di sé. Non era facile, ma il singolo viene aiutato dal collettivo e ci stiamo avvicinando bene al finale, sia in campionato che in Coppa. Così ha detto Chiellini. 16ª vittoria interna consecutiva della Juventus, che ha liquidato la pratica Livorno per 2-0 grazie a una doppietta firmata Fernando Llorente a segno al minuto 32 e poi al minuto 35, quindi l'attaccante spagnolo sale a quota 13 reti, 15 stagionali in maglia bianconera. La Juventus quindi che si porta adesso 84 punti a +8 nei confronti della Roma, quando mancano 6 giornate al termine. C'è comunque da giocarsi alla penultima giornata anche lo scontro diretto, l'Olimpico di Roma, considerando che però la Juventus ha vinto in casa 3-0, diciamo così, nelle giornate andate. Direi che gli 8 punti di fatto è come se fossero quasi 9, quindi una Juventus che con 4 vittorie potrebbe raggiungere la matematica vittoria del terzo scudetto consecutivo. Questo ha detto il posticipo serale di un Livorno che comunque ha fatto la sua partita, ha avuto anche 2 occasioni da rete, la prima sullo 0-0 con Megara, che è stato respinto ultimamente da Buffon, e poi nel corso della ripresa sul 2-0 sempre il portiere della nazionale italiana ha detto di no a un tiro dalla distanza di Duncan, andando a togliere la palla proprio dal classico incrocio dei pali. Questo per quello che riguarda le posizioni alte della classifica, quindi a giornata Juventus punti 84, Roma 76, poi al terzo posto troviamo Napoli a 64, Napoli che ieri ha perso Adriano 1-0 al Tardino, una gara che tu hai visto, decisa dalla rete di Parolo, che rilancia la formazione ducale nella rincorsa all'Europa League, in considerazione del fatto che il Parma adesso ha agguantato l'Inter a quota 50 punti e soprattutto, diciamo così, mette la parola fine al campionato del Napoli, che come obiettivo unico oramai è quello di mantenere la terza posizione e poi, diciamo così, di salvare la propria stagione con la finale di Coppa Italia, dove dovrà giocare a Roma contro la Fiorentina.
Un Parma depotenziato, se vogliamo, perché ieri sera gli mancavano sia Antonio Cassano sia Amauri, il primo infortunato, il secondo invece squalificato. Si è passato sopra questo tipo di inconvenienti, perché il Parma, grazie a un grandissimo gol di Parolo su assi di Cassani al 10° della ripresa, ha piegato un Napoli tutto meno che trascendentale, e soprattutto un Napoli che ha confermato di non attraversare un gran periodo. Certo, la vittoria sulla Juve non può essere dimenticata, però è anche vero che quanto espresso dalla formazione partenopea non è stato sempre su alti livelli in questo ultimo periodo. Napoli che risultati alla mano, certo, come ricordavi tu, ha dovuto fisiologicamente abbandonare ben presto anche l'idea di arrivare al secondo posto, di prendere una Roma battuta tra l'altro nello scontro diretto. Così è successo proprio anche con la Juve 8 giorni fa, scusate, ma il Napoli è ripiombato magari nei problemi che erano emersi certamente alcune settimane addietro. Poi nel post partita l'episodio che molti hanno raccontato, cioè quello legato al presidente De Laurentiis, il diverbio poi con un tifoso del Napoli. I due sono venuti alle mani con il numero 1 della Napoli, che ha letteralmente perso il controllo. Dunque nel posticipo di ieri, vittoria del Parma anche grazie a tutta una batteria di giocatori, ne andremo a parlare dopo, che comunque possono ancora coltivare il sogno di essere inseriti nella lista dei mondiali per l'Italia di Prandelli. Un solo pareggio per quanto riguarda le 9 partite finora disputate. Attendiamo Genoa-Milan, sarebbe il secondo, però ovviamente il giudizio è sospeso perché la partita è appena cominciata. Un solo pareggio, quello di San Siro sabato sera tra Inter e Bologna per il momento. Una gara particolare che ha visto l'Inter andare in vantaggio, doppietta di Cardi, poi raggiunta dalla formazione Testina, che ha rischiato al terzo minuto di recupero con acqua fresca di portare anche a casa la posta piena. Bravissimo Andanovic a dire di no. Terzo pareggio consecutivo dei nerazzurri di Mazzarri, 3 punti nelle ultime 4 giornate. Adriano sabato sera, l'abbiamo anche descritto in maniera simpatica, c'è stato una sorta di siparietto comico a San Siro in conferenza stampa, dove Mazzarri è andato a raccontare, a parlare ancora di sfortuna, di episodi sfavorevoli, di periodo negativo, e soprattutto del fatto che si augura che la dirigenza non vada a vedere soltanto il resoconto su delle ultime 4 giornate, ma magari riguardando nelle ultime 10, considerando che prima di questa serie negativa l'Inter aveva fatto qualcosa come 4 vittorie e 2 pareggi. Ti sembra un po' una scusa abbastanza particolare, soprattutto magari a livello giornalistico tante volte si potrebbe cercare di non dire certe cose, invece Mazzarri si sta proprio, diciamo così, tirando dietro anche l'ira di tanti tifosi, in considerazione del fatto che l'obiettivo del terzo posto, che magari si pensava inizio stagione, è andato perso. L'obiettivo del quarto posto risulta essere sempre più lontano, e adesso l'Inter rischia pesantemente anche di scalare indietro in classifica. L'obiettivo principale del nuovo presidente Toir è quello di quantomeno l'anno prossimo tornare in Europa League, però ricordiamolo che il quinto posto porterebbe l'Inter in campo quantomeno ai playoff di Europa League a fine agosto. Viceversa invece il sesto posto porterebbe già a andare a disputare i preliminari fra fine luglio e primi di agosto. Inter che poi, qui dobbiamo assolutamente annoverarlo come uno dei mali di serata per quel che riguarda sabato e il 2-2 col Bologna, ha sbagliato un calcio di rigore a 5 minuti alla fine Diego Milito. Anche qui si è parlato magari del fatto che dovesse tirarlo lui o meno, magari Palacio, il rigore del 3-2, del possibile 3-2 che l'Inter si è vista fischiare a favore dopo quasi un anno, perché dalla partita con la Lazio lo scorso 8 maggio anche lì il rigore fu sbagliato, in quel caso da Ricky Alvarez, sempre a San Siro ma nell'altra porta. In questo caso Milito ha tirato male, ha tirato su Curci, un rigore centrale, e soprattutto il primo che all'Inter veniva concesso in questa stagione, e che sarebbe stato un rigore, un gol da 3 punti. Invece Milito è stato certamente l'emblema di una serata davvero negativa per l'Inter. È entrato da 5 minuti, il principe Milito ha sbagliato però dal dischetto. Inter che rimane dunque attardata in classifica rispetto a una Fiorentina che ieri ha battuto di misura l'Udinese -5, ma
che come abbiamo ricordato più volte potrebbe anche non bastare questo quarto posto, proprio perché molto è legato, molto se non tutto è legato a una Fiorentina che dovrà disputare il prossimo 3 maggio la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Qualora i viola di Montella dovessero vincere la Coppa Italia, qualsiasi ragionamento sul quarto posto andrebbe a scemare, perché sarebbero i viola ad accedere direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League. Vedremo se si terrà certamente aperto il discorso. Ricordiamo che nel prossimo turno il Verona andrà a giocare una non facile partita, scusate, la Fiorentina andrà a giocare una non facile partita contro il Verona, e l'Inter invece sarà di scena a Genova contro la Sampdoria. A proposito di Genova, ricordiamo che siamo al quarto d'ora del primo tempo, 16° per l'esattezza, parziale che non si sblocca tra Genova e Milan, sempre 0-0. Sempre 0-0 a Marassi. Ritornando invece, Adriano, alla bagarre Europa League, praticamente troviamo 4 squadre nel giro di 7 punti, Fiorentina quota 55, Inter e Parma è 50, Lazio 48. Direi che verosimilmente saranno queste 4 squadre che si giocheranno i 3 posti di Europa League, e poi più tardate troviamo a quota 46 Atalanta e la Verona, il Torino 45. Vedremo il Milan se questa sera, magari andando a vincere a Marassi contro il Genoa, salirebbe a quota 45 per poi sperare una rincorsa finale. Questo dice la classifica per quello che riguarda quindi le zone alte della classifica e poi anche la zona Europa League. Certamente una bagarre estendibile a quello che riguarda la lotta per il sesto posto. Diciamo anche, proprio perché parlavamo di Inter, per il quinto, nel senso che al momento i nerazzurri si trovano agganciati dal Parma, che appunto ha fatto il colpaccio ieri nel posticipo contro il Napoli, e chissà, magari una estromissione dell'Inter addirittura dalle prime 6 potrebbe essere messa in conto. L'Inter che tra l'altro affronterà proprio il Parma nel turno pre-pasquale sabato prossimo, cioè tra 2 sabati ovviamente in trasferta. Dovrà giocare contro la Lazio a San Siro, dovrà certamente incontrare ostacoli non da poco lungo il suo cammino. Avrà un derby da qui alla fine. Questo però, e qui parliamo del calendario, va sicuramente ad essere un discorso relativo, perché il semplice motivo che ieri l'Atalanta ha perso in casa col Sassuolo, ha fatto dell'incredibile, perché veniva così indicata come formazione che poteva proseguire il proprio momento negativo, allungare la serie di vittorie a 7. Era quale occasione sarebbe stata migliore se non ieri, una partita casalinga col Sassuolo. Invece i neroverdi hanno vinto per 2-0, una partita meritata in ogni caso, la doppietta di Sansone, e un Atalanta che è dovuta crollare dopo il periodo davvero molto molto positivo. Parliamo di questo, ovviamente una corsa al sesto posto con un Parma lanciatissimo, che tra l'altro è riuscito a tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Lo facciamo con la collega Katia Beschin, collegata con noi telefonicamente. Ciao Katia, buonasera. Ciao Adriano, buonasera a tutti. Dunque, grazie per essere con noi. Parma che, come detto, è tornato alla vittoria ieri sera sul Napoli, aveva perso a 3 partite di fila, Juventus, Lazio e poi Roma nel recupero di mercoledì scorso. Parma che ha battuto il Napoli sia all'andata che al ritorno, sempre con lo stesso punteggio. Cassano aveva risolto l'andata, ieri era un assente illustre Fantantonio, lui e Amauri certamente. Parma che però ha ripreso a marciare, e adesso, come detto, il quinto posto è una realtà che si tocca con mano, presa all'Inter di fatto, 50 punti. Sicuramente la corsa all'Europa è un traguardo che la società ha chiesto in maniera piuttosto esplicita ad Donadoni e alla squadra. Sicuramente il Parma ha la forza necessaria per poter tagliare un traguardo di questo tipo. Sicuramente ci sono state quelle 3 sconfitte consecutive che hanno un po' interrotto la storica marcia da 17 risultati utili consecutivi, però insomma, la formazione di Roberto Donadoni sembra aver trovato la giusta brillantezza, anche se dobbiamo essere sinceri, dopo aver visto la partita di ieri sera non possiamo certo dire di aver visto una bellissima partita. È stata una gara molto tesa, molto tattica, spezzettata dai tanti errori a centrocampo, ma anche
dall'arbitro Bergonzi, che sinceramente ha fischiato tantissimo ieri sera, era davvero molto protagonista l'arbitro. Poi abbiamo visto un primo tempo piuttosto piatto e il gol di Parolo bellissimo a conclusione di una azione magistrale del Parma è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, ma insomma non è stata una partita fantastica. Sicuramente il Parma l'ha portata a casa grazie al gol di un strepitoso Parolo, un giocatore che si sta confermando, che ha questi sogni azzurri, che sta facendo davvero benissimo e che sta facendo la differenza, probabilmente proponendosi anche come uomo mercato della prossima estate. Però potremo anche parlare di grandi demeriti del Napoli ieri sera e mi dispiace dirlo perché io ammiro tantissimo Benitez, però molto criticabili alcune sue scelte, cioè il fatto di insistere se non spento Hamsik e insomma anche il discorso di Higuaín è un po' particolare, nel senso che è vero, Higuaín non va a segno da 5 giornate se non mi sbaglio e sta vivendo un momento difficile. L'uscita dal campo di ieri segnala una forte tensione, anche se il labiale famoso che abbiamo visto dalle immagini TV può benissimo essere riferito ad una sua prestazione personale e non necessariamente essere una presa di posizione un po' forte nei confronti dell'allenatore, perché siamo sempre portati a leggere in questi termini i labiali dei giocatori quando abbandonano il campo, però assolutamente non è detto che sia così. Però effettivamente le scelte di Benitez lasciano un po' con la mano in bocca, lasciano tantissimi punti di domanda. Anche inserire Mertens soli 20 minuti della fine, abbiamo visto quanto ha mosso gli equilibri della partita, forse è stata una scelta un po' troppo tardiva. Certo. Tanto Daniele, Milan in vantaggio. Milan in vantaggio con un'azione di Taarabt che ha preso palla a centrocampo, ha tenuto la testa per una ventina di metri, poi fuori dall'area ha scagliato un tiro che è andato a superare Perin, quindi dopo 20 minuti di gioco il Milan è passato in vantaggio a Luigi Ferrari Simarazzi contro il Genoa. Gran gol di Taarabt, dunque rossoneri che sbloccano la partita, azione in solitaria del giocatore che una sua impronta la sta dando certamente nella seconda parte di stagione per quanto riguarda il Milan di Seedorf. Katia, continuiamo a parlare del Parma perché ieri certamente è emersa anche un'altra chiave di lettura, quella legata, e chiaro che poi viene spontaneo cercare di allacciare il discorso nazionale per i mondiali. Parolo che vuole entrare in lista ha detto pensavo di avere lo 0,5% di possibilità quando è iniziata la stagione, adesso si è mosso fino all'1%, quindi ancora molto cauto quantomeno a parole il centrocampista ex Cesena, che proprio contro il Napoli aveva realizzato il suo primo gol in Serie A nel 2010. C'è lui, c'è Paletta, lo stesso Cassano, insomma il Parma comunque al di là dei sogni europei una discreta batteria di giocatori da presentare, magari davanti a Prandelli ce l'ha in questo momento. Ma sai, io credo che alla fine Paletta possa essere un centrocampista con buone possibilità, forse con più possibilità di quelle che egli stesso immagina. Lui ieri sera diceva appunto spera di rientrare almeno nella lista dei 30, già per me sarebbe un sogno provare a giocarmela così. In realtà lui ha delle caratteristiche dal mio punto di vista diverse dagli altri centrocampisti della nazionale che sono un po' più palleggiatori. Parolo ha delle caratteristiche diverse, poi vede molto la porta, i tiri da fuori non sono una casualità per lui, quindi è un giocatore molto interessante per Prandelli. Discorso Paletta già dall'anno scorso si sta rivelando un ottimo difensore, non a caso infatti anche la Juventus sembra interessata a cercare di portarlo a Torino, magari creando un asse Parma-Torino per riportare a Parma Giovinco, che chiaramente vediamo nella Juve non ha grandissimo spazio, però Paletta è un giocatore interessante sia in chiave mercato come del resto Parolo, sia in chiave nazionale. Certo potrebbe anche essere, anche se credo francamente che più possibilità ce l'abbia Parolo. Poi insomma se apriamo il discorso Cassano, tu che mi conosci bene sai che io sono sempre molto prudente per quanto riguarda Cassano in nazionale, è inutile negare che si tratti di un giocatore di grandissimo talento, ma non lo devo certo dire io, però a me personalmente piacciono i giocatori dotati di continuità e di grande disciplina e purtroppo per quanto Cassano anche a livello di personalità abbia fatto molti progressi,
non credo che abbia ancora raggiunto, e forse non so se mai la raggiungerà, una maturità tale da poterne fare un giocatore forte a livello di inserimento nella nazionale, forte sia dal punto di vista appunto della continuità in un torneo che comunque ha molti impegni ravvicinati, c'è una forte tensione, comunque è un torneo in cui è veramente fondamentale la componente gruppo, e lui, non avendo una grandissima disciplina, può essere invece un elemento disturbatore del gruppo, ma questa è davvero la mia opinione. Sul piano del gioco a me piacciono i giocatori che hanno un rendimento costante, non i giocatori che hanno dei momenti flash e poi per qualche partita si addormentano puntualmente. Cassano è così. E poi c'è il discorso Europa. Per il Parma un'Europa League che, come detto, sta vedendo quasi la squadra di Donadoni poter insidiare il quinto posto di un'Inter agganciata appunto in classifica. L'Atalanta ieri ha perso, la Lazio ha vinto, se vogliamo allargare il Verona ha vinto la sua seconda partita consecutiva, quindi insomma il Parma di ingredienti ne ha per puntare all'Europa, ne aveva anche quando ha perso 3 partite consecutive, insomma le gerarchie del campionato non erano stravolte prima, e adesso ci si può aspettare un finale rovente senz'altro da quel punto di vista per il sesto posto nelle ultime 6 partite. Ma forse il Parma è la squadra che merita di più l'Europa tra tutte le concorrenti. Certo c'è da dire che la Lazio, da quando è arrivato Reia in 3 mesi, ha cambiato un po' il volto. Certo, anche la Lazio mai con grande continuità, però vive anche il momento difficile della contestazione perenne da parte dei tifosi nei confronti di Lotito, quindi sicuramente l'atmosfera non è delle più tranquille. A Parma comunque c'è sempre una pressione piuttosto limitata, nel senso che io ho seguito il Parma per tanti anni ed ero sempre presente al Giardini, e francamente solo pochissime volte ho sentito il pubblico fischiare, per cui non cadrebbe il mondo se il Parma non andasse in Europa League. Certo è che Girardi non nasconde l'importanza di questo traguardo, però c'è sempre quella serenità di fondo che caratterizza l'ambiente Parma dal punto di vista appunto dei risultati delle prestazioni. Poi Donadoni è un allenatore che sicuramente è molto intelligente, l'ha dimostrato anche ieri per quanto riguarda la chiave tattica nella partita contro il Napoli, ma è intelligente nella gestione delle forze e degli umori della squadra. Poi sai, se parliamo di Inter, insomma l'Inter è agganciabile da chiunque in questo momento, perché è una squadra che non riesce a trovare se stessa, e io non credo francamente che riuscirà a trovarsi entro la fine del campionato, che ormai è imminente. C'è però da considerare che Mazzarri farà di tutto per centrare l'Europa, perché altrimenti io credo davvero che laddove non centrasse il traguardo europeo, Toir molto difficilmente lo otterrebbe a Milano. Daniele. Anch'io il benvenuto alla collega Katia Bestina. Ciao Katia. Ciao Daniele. Senti, andando a analizzare la stagione del Parma, hai detto giustamente prima bene che Girardi forse è quello che a livello di presidenza, ma soprattutto anche a livello di dirigenza, spinge molto per riavere il Parma in Europa. A questo punto ci sarebbe però da ragionare, logicamente. Arrivando quinto sarebbe un obiettivo fantastico per il Parma. Arrivando sesto sarebbe Europa, però vorrebbe dire partire dai preliminari, considerando magari la rosa non ampia del Parma, potrebbe essere una scelta che a lungo andare potrebbe poi creare delle problematiche sulla stagione del Parma, per cui ti chiedo se comunque anche questo secondo dato è stato considerato. E poi un'analisi che avevamo fatto nella scorsa puntata di Calcio parlando scusa gioco di parole, dell'Atalanta, quindi anche della possibile qualificazione in Europa League della formazione bergamasca, si era detto che lo stadio di Bergamo non aveva comunque la licenza UEFA, che comunque nel caso l'Atalanta sarebbe dovuta andare a spostarsi magari a San Siro, per cui a questo punto ti chiediamo se comunque il Tardini è in regola a livello di licenze UEFA per giocare in Europa League. Non credo, non ti so dare una risposta precisa da questo punto di vista, però non credo che sia norma, perché proprio recentemente sentivo alcuni colleghi di Parma parlare proprio della questione stadio nel caso in cui si fosse andato in Europa, per cui è giusta la tua segnalazione e credo davvero che per quanto riguarda lo stadio questo potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda invece il quinto e il sesto posto, tu hai assolutamente ragione. Il sesto posto comporta i preliminari, quindi comporta una preparazione completamente diversa da quella che si farebbe giocando in maniera normale, insomma cominciando con i tempi normali le varie competizioni, e io credo che comunque sarebbe molto pericoloso per squadre come l'Atalanta, squadre come il Verona, e mentre
per l'Inter, insomma, se l'Inter vuol fare un progetto a lungo periodo, costruire in maniera molto seria, indipendentemente da chi sarà l'allenatore, dovranno fare anche un calciomercato importante, per cui probabilmente magari avranno anche la forza di sostenere un tipo di preparazione che inizia prima, dovendo impiegare anche molti più giocatori. Per quanto riguarda il Parma, più o meno è lo stesso discorso, perché è vero che anche il Parma è molto attento alle risorse finanziarie, però è anche vero che ha una forza diversa da Verona, diversa dall'Atalanta, per cui ha sicuramente una rosa di giocatori che andare a rinforzare, non credo più di tanto smaltire, anche se in gennaio avevano cercato anche di cedere Biagini in Cina, sicuramente per una questione finanziaria. Qualche mossa di mercato in uscita verrà fatta, però io non credo, conoscendo abbastanza Ghirardi, che lascerà il Parma in una sorta di debolezza di squadra, per cui credo che il Parma sarebbe anche in grado di affrontare il preliminare. Certo, il traguardo europeo al quinto posto avrebbe tutto un altro sapore e permetterebbe alla squadra di prepararsi in maniera più proficua sia all'Europa League sia naturalmente al campionato. Purtroppo per le squadre che arrivano ai preliminari è veramente un grande rischio. Io spesso allo stadio al Bentegodi, parlando con Adriano, con altri colleghi, mi esprimo in maniera molto, molto cauta nella possibilità del Verona di arrivare ai preliminari di Champions League, o comunque addirittura alla Champions League, scusatemi, all'Europa Sì. League, anche se fosse il quinto posto, per esempio per una squadra come il Verona, secondo me la doppia competizione sarebbe molto pericolosa. Però nel caso del Parma parliamo di una realtà completamente diversa, per cui è una squadra che può tranquillamente sostenere l'Europa League partendo dal quinto posto, ma anche partendo eventualmente dai preliminari. La questione dello stadio invece, tu hai ragione, e va affrontata, perché sono praticamente sicura che non sia norma. Ecco Katia, altra domanda che ti faccio, l'ultima. Ieri Parma-Napoli, nell'ennesima sconfitta della formazione partenopea, che in settimana era stata definita dalla dirigenza juventina una squadra provinciale perché aveva festeggiato, manco avesse vinto, detto, la vittoria contro la Juventus, è un Napoli che in precedenza aveva superato la Roma. Poi andiamo a vedere la classifica della formazione partenopea che, a detta di molti colleghi, noi esclusi, e abbiamo anche la possibilità delle registrate, non la davamo come possibile candidato allo scudetto, invece la davano possibile tricolore. Napoli che si trova a 20 punti dalla Juventus e a 12 dalla Roma, e già fuori dalla Champions League, fuori dall'Europa League, come unico obiettivo stagionale a questa Coppa Italia, per cui possiamo andare a definire Napoli comunque come il flop principale di questo campionato. Il flop principale secondo me rimane comunque l'Inter, perché per quanto magari non ci si potesse aspettare dall'Inter una stagione brillantissima, io sfido chiunque ad aver ipotizzato all'inizio stagione una cosa del genere, perché veramente siamo a livelli più bassi di quelli dell'anno scorso, con Stramaccioni in panchina. Per il Napoli, Benitez ieri sera diceva, ma secondo me comunque il campionato del Napoli è comunque un campionato molto positivo. Io credo che l'abbia detto più per la forma, non credo ci credesse veramente. Anche l'espressione di De Laurentiis, che comunque non è una novità, perché spesso è un po' così irruento e un po' pensieroso, diciamo così, quando è in tribuna a vedere le partite del Napoli, quando il Napoli non gioca bene. Però insomma l'espressione di De Laurentiis e l'espressione di Benitez ai microfoni, mai così poco loquace, ieri sera la dicevano lunga. Io credo che Benitez possa avere bisogno di un altro anno di lavoro, perché comunque arrivare sulla panchina del Napoli quest'anno e portare subito immediati risultati credo non fosse facile, perché non dimentichiamo che Napoli è una piazza con una grandissima pressione e con una grandissime aspettative da parte dei tifosi, per cui non credo sia semplicissimo lavorare. Poi gli errori li ha fatti anche lui, perché non sta, dal mio punto di vista, non sta riuscendo ad avere il massimo da parte di Higuaín e anche da parte di Hamsik, le cui posizioni in campo si vanno un po' ad ostacolare. Nessuno dei due è nella posizione congeniale per dare il massimo, quindi sicuramente una responsabilità in chiave tattica Benitez ce l'ha. Detto questo, dal mio punto di vista non è assolutamente un grandissimo flop quello del Napoli, è un terzo posto che si profila, che è assolutamente secondo me nella norma. Era prevedibile che il Napoli probabilmente non avrebbe avuto la forza di eguagliare la Juventus, e vista anche la partenza sprint della Roma,
era abbastanza probabile che il Napoli comunque sarebbe stato un passo indietro rispetto alla Roma fino alla fine. Per cui io credo che un flop o non flop si possa stabilire nell'anno successivo l'arrivo di un allenatore che comunque ha raggiunto un terzo posto e non è proprio così male. Katia, è successo questo ieri sera, 2 esoneri, Cagliari e Catania, due decisioni anche commentabili in maniera diversa, perché Cagliari così con l'esonero di Diego Lopez, che ha fatto perdere la pazienza a Cellino, probabilmente in questo momento ha molto per la testa, a meno che il Cagliari, il numero 1 dei rossoblù, è tornato Ivo Pulga sulla panchina degli isolani. In serata invece Catania ha deciso di cambiare, perché questo ultimo posto, con vista ormai molto probabile sulla retrocessione, mancano come detto 6 partite, sono invece 7 i punti che i rossoazzurri devono recuperare per potersi salvare. Ecco, Catania che ha esonerato di nuovo Maran per la seconda volta quest'anno, ed è subentrato Maurizio Pellegrino, che insomma già conosce certamente l'ambiente del Catania. Cosa succede? Che una scelta per disperazione, quella dei siciliani. Io tra l'altro mi allaccerei a questo discorso, perché ricordo che nel 2008 il Parma, se non ricordo male, esonerò Cooper a una giornata dalla fine. Parma che poi è retrocesso dopo quella sconfitta con l'Inter, doppietta di Ibrahimovic che diede lo scudetto proprio ai nerazzurri. Però mi è venuto in mente il caso analogo con l'esonero di Cooper per l'ultimissima partita, ecco, quasi per vedere che effetto fa. Qui Catania di partite ne ha invece 6, proprio la mossa della disperazione. Nel caso del Parma, che tu ben ricordo anch'io, secondo me non è stato il caso della disperazione, è stata una scelta sciagurata, perché non si esonera un allenatore ad una giornata dalla conclusione del campionato. Lì secondo me è stata una decisione veramente poco sensata e anche molto poco elegante. Nel caso dell'esonero a Catania, bisognerà vedere le prossime partite, nel senso che è facile dare una valutazione adesso, però potrei essere smentita immediatamente. Auguro davvero il meglio al Catania, però io credo che sia molto inutile una scelta del genere. Il Catania quest'anno non ha mai giocato bene. Se volevi dare una scossa alla squadra, cercare di recuperare la stagione, se volevi dare delle nuove chiavi al gioco della squadra, dovevi cambiare prima. Maran secondo me è un buon allenatore, certamente si trova con una rosa non all'altezza della Serie A, perché dobbiamo anche essere onesti, non è che una squadra per forza si debba salvare e rimanere in Serie A perché ha il bravo allenatore. A volte puoi avere il bravo allenatore ma avere una rosa che non è da massima serie, e il Catania secondo me ha esattamente questa situazione. Per quanto riguarda il Cagliari, giustamente tu dicevi che Cellino ha tutt'altro in mente che il Cagliari, ma questo dura da un po' di tempo. Purtroppo in qualsiasi gruppo, in qualsiasi azienda, quando manca il leader, quando manca la guida, la base ne risente, e in questo caso il leader Cellino ha assolutamente lasciato il gruppo, è il capitano che ha lasciato la nave, e chiaramente la nave in questo momento ha delle difficoltà nella sua navigazione, però insomma il Cagliari credo che sia una squadra che difficilmente possa retrocedere quest'anno. Dietro ci sono delle squadre molto più a rischio e sicuramente il Cagliari rimarrà in Serie A. Questo cambio dal mio punto di vista è altrettanto inutile, però sappiamo che Cellino di cose inutili ne fa ogni anno, e più di una a stagione, molte a stagione. Ecco, un'ultima cosa che volevo chiederti, Katia, prima di salutarti, proprio legata alla zona retrocessione. Allora, settimana scorsa e anche poi in questo turno è stata l'Inter a devolvere punti in favore delle squadre pericolanti, con Livorno 2-2, stesso punteggio sabato nell'anticipo contro il Bologna. Prossimo turno in cui però non potrà succedere che tutte le squadre meno una, come nel caso delle ultime due giornate, rimangano a zero, perché c'è Livorno-Chievo, un crocevia importante per entrambe. Il Bologna gioca invece contro un Parma che non avrà Parolo perché sarà squalificato, mentre recupera Capitan Lucarelli e probabilmente a questo punto anche Cassano, l'abbiamo detto.
Invece il Sassuolo gioca proprio contro il Cagliari, questo anticipo delle 18, chissà, in caso di vittoria del Sassuolo potrebbe essere tirata dentro anche la squadra isolana, staremo a vedere. E poi il Catania invece avrà questo impegno sulla carta proibitivo contro il Milan a San Siro nel posticipo di domenica sera. Sì, insomma è una mostra vita mea, sì. Praticamente la prossima giornata sarà terribile ma anche decisiva, nel senso che darà dei chiari segnali alle squadre che devono lottare per salvarsi. Insomma, abbiamo parlato del Catania, abbiamo parlato del Cagliari, sì è vero, potrebbe essere rischiato un po' dalla lotta per non retrocedere, però io comunque continuo a ritenere il Cagliari una spanna di sopra delle altre. Per quanto riguarda il Sassuolo non credo che abbia così tante speranze, perché è vero, cioè la buona prestazione di ieri può dare delle buone speranze, però onestamente Adriano io credo che il Sassuolo sia una delle squadre più indicate per retrocedere. Il Chievo invece è un grande punto di domanda, come lo è il Bologna. Sono due squadre che non sono snaturate, perché in realtà hanno questa natura fin dall'inizio, però hanno una gravissima crisi di identità e di gioco, non riescono mai a disputare 2 partite decenti consecutive, ma non parlo soltanto dal punto di vista del risultato, parlo proprio della convinzione, parlo della determinazione, della voglia di fare bene e dunque di giocarsi veramente le carte per rimanere in Serie A. Il Chievo ha delle lacune incredibili, abbiamo visto anche nelle ultime partite una difesa che continua a traballare, e quando hai una difesa di questo genere è molto difficile comunque mantenere la massima serie. Detto questo, nella prossima giornata vedremo dei segnali importanti, avremo delle indicazioni importanti, però credo che veramente a questo punto nessuna delle squadre in gioco, ma parlo soprattutto a questo punto di Chievo e Bologna, che con il Cagliari sono quelle che possono sperare un po' di più, non possono veramente lasciare più un punto per strada. È stato ammonito Scully per un fallo su Bonera in Genoa-Milan, il punteggio che rimane di 1-0 in favore dei rossoneri. Tra pochissimo andremo a vivere gli ultimi minuti del primo tempo, ne mancano 2 più recupero. Intanto grazie Katia per essere stata con noi, alla prossima, naturalmente buon proseguimento. Ciao ragazzi, buona serata. Ringraziamo quindi Katia Beschin per essere stata collegata con noi. Adriano, siamo giunti quasi al 43esimo minuto di questo Genoa-Milan, i rossoneri conducono sempre per 1-0 grazie alla rete realizzata dopo 20 minuti da Tarabt, però nel corso della seconda parte del primo tempo la formazione di casa è andata vicinissima in 3 occasioni al pareggio, probabilmente per quanto visto per adesso sul terreno di gioco direi che assolutamente forse la situazione di 1-1 sarebbe stata il punteggio più corretto. Viceversa il Milan continua a condurre per 1-0 quando di fatto mancano 2 minuti al termine del primo tempo. Gioco fermo sul salvataggio di Ramiri, in pratica sulla linea di porta, il colpo di testa proprio di Scully che ha anticipato Abietti fallosamente, però il direttore di gara ha fermato il gioco, dunque tutto fermo, ma c'è stato comunque un Genoa ancora pericolosamente all'attacco cercando di recuperare questo svantaggio. Il Genoa è salito di tono in maniera progressiva con il tentativo di risposta al vantaggio siglato da Tarabt, un altro pezzo di bravura del giocatore rossonero che abbiamo conosciuto al gol nella partita contro il Napoli, in cui ha segnato la sua prima rete, diciamo analoga se vogliamo, perché anche lì fu una cavalcata imponente che aveva ammutolito il San Paolo. Poi il Napoli avrebbe vinto per 3-1 e anche in questo caso è stato il gol del momentaneo vantaggio in trasferta per il Milan. Vedremo però, perché c'è ancora un tempo intero per cercare da parte del Genoa di sovvertire la situazione, per il Milan di andare alla sua terza vittoria consecutiva. Il Milan che ha sbancato Firenze, ha travolto il Chievo e per il momento sta vincendo 1-0 in casa del Genoa, tutto senza subire gol. Questo è importante, segnale positivo per il Milan di Clarence Seedorf, che ha cominciato la sua serie nella partita contro la Lazio a Roma, quando insomma sembrava vittima sacrificale sia lì sia poi soprattutto a Firenze. Diciamo che la partita contro il Parma ha fatto toccare una
un punto veramente basso della stagione, con la contestazione assortita per la squadra milanista, e poi da lì si è un po' risorti. Conclusione mancina di Giovanni Marchese dai 20 metri, parata a terra di Cristian Abbiati, ma siamo davvero nelle battute conclusive, siamo entrati nel recupero di questo. È finito adesso tempo. Infatti Adriano il primo tempo, Genoa 0, Milan 1, da registrare i 5 tiri in porta, quindi fra specchio diciamo di porta da parte della formazione di casa, e uno solo del Milan, però direi che l'unico tiro rosso-nero per adesso è quello che sta decidendo la gara, quindi parziale a termine del primo tempo, Genoa 0, Milan 1, con questo risultato Genoa rimarrebbe a quota 39, viceversa il Milan salirebbe a 45 punti, aggacciando il Torino a -1 dalla coppia Atalanta-Hellas Verona, a -3 dalla Lazio, soprattutto a -5 da Inter e Parma, quindi dalla zona Europa League. Prima si è parlato, Adriano, di 2 esoneri in data odierna, quindi con il secondo esonero stagionale di Maran per un Catania che ha un piede 3/4 in Serie B con Pellegrino, che dopo aver allenato già il Catania in Serie C ai tempi di Graziani e averlo riportato in Serie B, esordirà nella massima serie. C'è da registrare anche che nel corso delle ultime 3 stagioni a Cagliari Lopez e Pulga, Adriano, si sono incontrati tantissime volte. Prima Pulga fungeva da allenatore e Lopez da vice allenatore, poi c'è stato il cambio, Lopez allenatore, Pulga vice allenatore, entrambi esonerati, Lopez sia come primo che come secondo allenatore, e anche Pulga come primo e secondo allenatore, per cui direi che Cellino da questo punto di vista con i 2 tecnici si è comportato quasi alla stessa maniera. E ultima notizia di giornata invece ha riguardato diciamo così, a livello economico la formazione del Napoli, che finalmente dopo tempi di ritardo è stato a pagare il debito di 6 milioni di euro che aveva nei confronti del comune di Napoli, quindi è andato a saldare la quota per l'affitto dello stadio San Paolo, e quindi adesso il comune di Napoli potrà, diciamo così, anche aprire i discorsi per rimettere a posto lo stadio, quindi portare, diciamo, avanti alcune modifiche richieste proprio dalla società partenopea, però che il comune campano aveva bloccato in considerazione del debito che la società calcistica aveva proprio nei confronti del comune, e parlavamo di 6 milioni di euro. E dunque il punto della situazione anche per quel che concerne gli ultimi avvenimenti, no, in Serie A, sicuramente con i 2 cambi in panchina, 2 formazioni isolane, appunto Cagliari e Catania, le uniche 2 appunto in Serie A nel massimo campionato, che hanno stravolto, diciamo così, la domenica, ma senz'altro andranno a così scandire anche la situazione delle ultime 6 giornate di campionato. Settimana invece questa che vedrà le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Importanti anche potete vedere se nel derby spagnolo ci sarà un colpaccio dell'Atletico Madrid contro il Barcellona, andata 1-1 al Nou Camp, quindi discorso apertissimo. E invece per quel che riguarda Borussia Dortmund Real Madrid, si parte dallo 0-3 in favore della squadra di Carlo Ancelotti all'andata. Rimonta, qui è chiamato, qui invece il discorso è un po' più aperto, il Chelsea di Mourinho contro il Paris Saint-Germain. Si parte a 3-1 per i francesi del match giocato nella capitale transalpina settimana scorsa. 1-1 invece in Manchester United Bayern Monaco, si gioca all'Allianz Arena, e i campioni d'Europa in carica potranno anche farsi bastare lo 0-0. Questo tra martedì e mercoledì, mentre poi giovedì sera sarà la volta della Juventus, anche qui il tesoretto abbastanza significativo, gol di Bonucci all'andata a Lione, questo sarà da difendere allo Juventus Stadium giovedì sera. Poi naturalmente anche le altre partite, con un quadro delle semifinali che invece verrà stabilito tramite sorteggio, a differenza della Champions in cui si sa già anche l'eventuale scenario delle semifinali. Sì, una stagione di Coppa Europea che quindi fra martedì, mercoledì e giovedì andrà a definire le 8 formazioni che andranno poi a disputare le semifinali di Champions League
Europa League. In Champions League si riparte da Real Madrid e Paris Saint-Germain, che di fatto devono difendere le vittorie dell'andata. La formazione di Ancelotti ha superato 3-0 in casa del Borussia Dortmund, mentre giustamente ha ricordato Adriano come il Paris Saint-Germain aveva superato per 3-1 in casa al Parco dei Principi il Chelsea. Poi si riparte da due situazioni di pareggio ottenute dal Bayern Monaco 1-1 in casa del Manchester e poi dall'Atletico di Madrid 1-1 contro il Barcellona. Quindi queste sono le 4 gare di Champions League che si disputeranno fra martedì e mercoledì. Poi invece giovedì sera parte l'Europa League, dove Juventus e Benfica ripartono dalle vittorie esterne per 1-0, i bianconeri 1-0 a Lione, il Benfica invece 1-0 in Olanda contro la Z Alkmaar, un'altra formazione che di fatto invece ha già un piede in semifinale. Basilea, che all'andata a porte vuote, quindi a spalti vuoti, è riuscita però a superare lentamente 3-0 il Valencia. E poi altra gara particolare vedrà il derby fra ispanico e portoghese, con il Porto che dopo aver vinto 1-0 all'andata contro il Siviglia cercherà poi di staccare il biglietto per le semifinali. Quindi 3 giorni di coppe europee e poi da sabato si riparte con la giornata numero 33, andiamo della massima serie, quindi a ricordare le 10 gare in programma: Sassuolo, Cagliari, Roma, Atalanta, Bologna, Parma, Verona, Fiorentina, Livorno, Piro, Verona, Napoli, Lazio, Sampdoria, Inter, Torino, Genoa, Milan, Catania. E poi lunedì prossimo ancora in posticipo a partire dalle ore 21, quindi con la nostra diretta live dal Friuli, Udinese contro Juventus. Il prossimo turno ancora spalmato, dunque su 3 giorni, con le partite del pomeriggio che vedranno questo big match, diciamo, per quel che riguarda la zona alta della classifica, se vogliamo metterla così, Napoli-Lazio, anche se poi Verona-Fiorentina non ha nulla da invidiarli, mentre la Roma scende in campo in anticipo, apre il turno insieme poi naturalmente a Sassuolo Cagliari, questa sfida tra due formazioni semi-disperate, soprattutto per quel che riguarda il Cagliari, che diciamo con la zona della retrocessione non è così a contatto, però rischia ovviamente anche dopo il cambio di panchina a chiudere ancora una volta. La Juventus che scenderà sul campo di Udine, questa sfida tutta bianconera per allungare ancora sulla Roma, magari per tenere le distanze come sono, visto l'impegno casalingo dei giallorossi contro l'Atalanta sabato sera. Questo dirà il prossimo turno tra sabato 12 e lunedì 14 aprile, il 33esimo dunque per quanto riguarda la nostra Serie A. Andiamo anche, visto che insomma certamente si è entrati nel vivo anche dal punto di vista del rush finale in Serie B, a vedere cosa è successo, perché Palermo viaggia che ad un ritmo per cui deve soltanto aspettare la matematica certezza di essere in Serie A. Sulla terza in classifica naturalmente la corsa il Cesena, che sabato ha interrotto l'imbattibilità della Ternana con un Tesser che è uscito sconfitto. L'Empoli invece è crollato letteralmente sul campo di Bari. Questo è successo in breve tra venerdì, sabato e ieri nel posticipo, quindi netta vittoria da parte dei pugliesi. È successo che a Cittadella Siena ha perso questo Siena a cui gli è stato tolto un altro punto, quindi -8 in classifica, penalizzazione ancora aggravata per la squadra bianconera. Sbagliato un calcio di rigore, tra l'altro con la parata del portiere del Cittadella Piero Bona, quasi 45 anni, un record assoluto, mentre poi il gol di Coralli ha deciso la partita. E dunque un turno che tra l'altro ha visto anche il crollo, oltre che dell'Empoli, sempre con lo stesso punteggio 3-0 del Pescara, che ha fatto un po' risorgere il Brescia, che rischiava di doversi guardare dietro con preoccupazione, un tris maturato nella seconda metà di ripresa per la formazione di Ivo Iacconi. Questo ha detto il turno di Serie B, 33esimo, dunque si dovrà arrivare a 42, la corsa è ancora molto molto lunga, però
intanto ci sono segnali legati anche a un Lanciano in calo, in caduta, ha perso 3-1 in casa contro il Modena, un'altra squadra lanciatissima, quella di Novellino. Parlavamo dell'imbattibilità persa dalla Ternana per quanto riguarda il 2014, il Modena invece ha allungato la sua serie, Daniele. Sì, a 9 giornate dal termine di fatto abbiamo già 2 verdetti soli. Il Palermo promosso in Serie A, anche se non in maniera matematica, la Juve Stabia è retrocessa in Lega Pro, probabilmente a pari della Regina. Poi vedremo l'incredibile corsa di Padova e Cittadella per il quartultimo posto, evitare la retrocessione e magari agganciare il Novara per il discorso play-out. E poi c'è questa classifica abbastanza particolare, perché dietro a Palermo troviamo qualcosa come 11 squadre racchiuse in 8 punti, quindi dai 53 dell'Empoli e 45 di Pescara e Spezia. Sono 11 squadre che andranno a giocarsi la seconda promozione diretta e 6 posti ai play-off, per cui di questi 11, diciamo così, 7 beneficeranno di qualche cosa di buono e 4 saranno escluse, per cui è un campionato di Serie B che nelle ultime 9 giornate deve dire veramente ancora tanto. E il prossimo turno, che tra l'altro vedrà subito il Cesena scendere in campo nell'anticipo di venerdì contro lo Spezia. Cesena che vuole portare il sorpasso all'Empoli, perché proprio qui si traccia la linea di confine tra squadre promosse direttamente in Serie A e squadre che invece dovranno giocare i playoff allargata la zona playoff appunto quest'anno fino all'8º posto, quindi 6 squadre che accedono ai playoff per l'occasione. Si giocherà un posticipo anche qui alla stessa stregua di quello che sarà per dire Livorno-Chievo in Serie A, o anche lo stesso Sassuolo-Cagliari se vogliamo, perché domenica all'ora di pranzo scenderanno in campo Padova e Reggina allo stadio Euganeo. Diciamo che potrebbe essere la mazzata finale per la formazione calabrese allenata da Gagliardi in caso di vittoria del Padova. Potrebbe essere occasione di rilancio, di quantomeno cercare di accorciare. Ricordiamo che è anche importante il discorso legato ai play-out, al distacco che deve esserci tra quartultima e quintultima affinché i play-out si disputino davvero. Sul Novara il Cittadella è riuscito ad accorciare, perché i piemontesi hanno pareggiato contro il Crotone per 1-1 sabato pomeriggio, per cui rimane tutto molto molto aperto. Una Ternana che rimane a 41 e nonostante la serie positiva si sia interrotta solo sabato, vediamo che comunque non c'è da stare tranquilli. Ha vinto il Varese, questa oltre che quella del Brescia è un'altra importante boccata d'ossigeno, il 4-2 rifilato alla Juve Stabia in terra campana comunque fa sì che i lombardi possano guardare alla zona per non retrocedere con un filo di tranquillità in più, anche se poi il margine non è ancora quello preoccupante che magari si conviene allo stesso Novara, magari alla Ternana che dovrà lottare, come detto, fino alla fine. Con il prossimo turno invece Palermo giocherà il derby siciliano contro il Trapani in trasferta, mentre il Varese ospiterà il Bari. Tra le altre partite c'è Latina Novara, c'è Pescara Cittadella, c'è anche Avellino Brescia, quindi questo per anche gettare l'occhio più avanti, lo sguardo ad un campionato di Serie B che tra i suoi canonieri annovera sempre in testa Mancosu nettamente, il giocatore del Trapani con 20 gol, staccato di 4 e Caracciolo invece del Brescia, un Trapani in cui Mancosu non è andato in gol sabato a Carpi, però ne ha sbagliato uno davvero clamoroso nel finale, poteva essere il 3-3. Fine di stagione che poi vede anche a rascio finale per quello che riguarda il campionato di Lega Pro, soprattutto per la prima divisione, quindi con la promozione diretta nella nuova Serie B. Nel girone A è una corsa 2 fra la Lentella, la formazione di Chiavari, e la Pro Vercelli, 6 punti di vantaggio che ha la formazione Ligure. Invece nel girone B c'è una corsa 3 fra Frosinone, Perugia e Lecce, che si trovano brevemente racchiuse nel giro di soltanto un punto. Campionato di Lega Pro, Adriano, che andiamo anche a ricordare viene approfondito sul nostro sito www.calcioparlando.com attraverso gli articoli settimanali di Matteo Fumagalli, per cui di sicuro potrete anche andare a leggere
oltre per quello che riguarda tutte le vicende della massima serie, della Serie B e poi di Champions League, Europa League, anche le vicende la vincente campionato di Lega Pro, che ricordiamolo per l'ultima stagione vedrà la disputa di prima e seconda divisione con 4 gironi. Dall'anno prossimo partirà la riforma, ci sarà praticamente la fusione fra la prima e seconda divisione, quindi divisione unica, 60 squadre divise in 3 gironi, girone A, girone B e girone C. Per cui in prima divisione non ci sono retrocessioni, in seconda invece parliamo di un campionato in cui ci si gioca di fatto solo la salvezza, con il Bassano e adesso anche il Monza già certi di poter far parte della Lega Pro unica per il prossimo anno. I Brianzoli ieri hanno travolto la Torres 4-0 e hanno staccato in bello stile il pass per la prossima stagione, appunto ancora una volta in Lega Pro. Monza che ha centrato anche la finale di Coppa Italia, persa nell'andata con la Salernitana 1-0. Ci sarà il ritorno da giocare tra 2 settimane all'Arecchi di Salerno, quindi rimane in corsa anche per questo obiettivo la squadra di Antonino Asta. Con questo siamo arrivati in conclusione, Adriano, della puntata serale. Calcio Parlando che dovrebbe tornare sabato. Usiamo il condizionale perché soprattutto in questo periodo abbastanza particolare la nostra radio sta vivendo qualche cambio di palinsesto. Per adesso è confermata la puntata del sabato, però basta seguirci logicamente sul nostro sito www.calcioparlando.com e poi anche sui nostri profili Facebook, il Calcio Parlando RTL, e poi la pagina fan di Calcio Parlando oppure su Twitter @Calcio Parlando, per rimanere aggiornati, oltre che con tutte le vicende calcistiche, anche le vicende della nostra trasmissione radiofonica Calcio Parlando On Air. Ci fermiamo qui dunque, torneremo sabato alle ore 13. Un ringraziamento naturalmente in regia a Roberto Colombo e restate sulle frequenze di Radio Padania con i nostri appuntamenti sportivi, con quello che poi riguarda anche l'aggiornamento che tramite le nostre pagine web cerchiamo di fornirli, con grandi particolari legati sia alla Serie A ma anche alla Lega Pro, passando per il campionato di Serie B e naturalmente la Champions, con le vicende europee soprattutto nel corso di questa settimana. Nel frattempo vi segnaliamo che sta per iniziare il secondo tempo di Genoa-Milan, per cui fra 45 minuti troverete il resoconto seguendo le vicende su internet di calcioparlando.com. Daniela Madasi e Adriano Ancona, un ringraziamento per averci seguito, buon proseguimento di serata sulle frequenze di Radio Padania Libera. Avete ascoltato Calcio Parlando. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artriti?